Dopo 21 anni consecutivi di esercizi provvisori, la Regione siciliana può cominciare il nuovo anno con il bilancio approvato nei termini di legge. L'Assemblea regionale siciliana ha votato la manovra finanziaria dopo una maratona finale di 24 ore cominciata nella giornata di ieri mattina. Dopo tanti anni le norme di spesa sono finanziate con fondi regionali per oltre 1 miliardo di euro, senza fare ricorso a risorse extraregionali. Ringrazio tutti i capigruppo della maggioranza e dell'opposizione. La minoranza è stata leale e corretta nel rispetto dei tempi ed è bellissimo segnale, ha dichiarato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Ringrazio tutti gli uffici rimasti con noi per 24 ore di fila. Intervenendo in aula a fine seduta, l'assessore regionale all'economia Falcone di Forza Italia, artefice della manovra insieme al collega con la delega ai rapporti col Parlamento Luca Sammartino della Lega, ha reso omaggio al lavoro fatto dall'Assemblea, in particolare a quello della Presidenza e alla Commissione Bilancio. Abbiamo messo i conti in sicurezza e abbiamo fatto una spesa equilibrata, una legge di stabilità seria e solida, grazie anche all'opposizione, quanto dichiarato dall'assessore Falcone. In materia interviene anche il presidente della regione Schifani, che afferma: l'approvazione della legge di stabilità e del bilancio senza fare ricorso all'esercizio provvisorio per la prima volta dopo tanti anni rappresenta un grande risultato per il governo regionale che si era prefissato questo obiettivo, ma anche per il Parlamento siciliano che ne ha compreso l'urgenza e l'importanza. Rivolgo pertanto il mio ringraziamento, afferma Schifani, all'assessore Falcone, persona di grande competenza e lealtà, che ha lavorato con impegno e senza sosta fino all'insediamento per arrivare a questo obiettivo. Un grazie, conclude Schifani, va anche al presidente dell'Assemblea regionale Galvagno per l'opera continua di mediazione e per l'autorevolezza dimostrata nel suo ruolo. Un apprezzamento, afferma Schifani, va anche ai deputati di maggioranza per il lavoro svolto con grande senso delle istituzioni e ai partiti di opposizione per il senso di responsabilità dimostrato. Serafina Marchetta, parlamentare dell'UDC, afferma che è stato un voto di responsabilità e di rinnovato impegno. Andiamo avanti per il bene della nostra terra. Interviene anche l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC, affermando che dopo decenni abbiamo evitato l'esercizio provvisorio con un maxi emendamento in favore dei lavoratori, con la stabilizzazione di 4 lavoratori ASU, proroga fino al 2025 per i contrattisti che potranno lavorare nei comuni anche in quelli dissestati e inserire in finanziaria finanziamenti per Lampedusa per fronteggiare l'emergenza migranti. Anche il parlamentare della Lega, Vincenzo Figuccia, afferma che dopo una lunga nottata trascorsa in aula a battagliare è stata approvata la finanziaria con diverse proposte atte alla promozione, alla crescita, allo sviluppo economico nella nostra terra, in particolare nei settori vitivinicolo, zootecnico e agroalimentare. Notte intensa qui all'Assemblea regionale, ma alla fine disco verde a tutte le proposte che noi avevamo posto in finanziaria. Tra queste certamente quelle che garantiscono la possibilità di assumere per quanto riguarda le piccole e medie imprese che riceveranno un contributo, ma sicuramente anche tutte le iniziative concordate con l'assessore Sammartino che riguardano il rilancio di alcuni settori strategici per lo sviluppo della nostra terra. Mi riferisco certamente al settore vitivinicolo e all'agroalimentare. Ma vediamo ora il parere delle opposizioni sulla manovra arrivata dal parlamentare del PD Michele Catanzaro, che dichiara: il partito che rappresento ha inserito misure importanti, dalle risorse per gli studenti universitari a un più equo aiuto ai comuni, fondi per i precari, ai forestali, sul tema degli incendi e per le categorie più deboli. Questa manovra ci consegna un governo Schifani però più fragile e le opposizioni fanno fronte comune e Schifani dovrà ricredersi. Anche il capogruppo dell'Ars Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle afferma che questa finanziaria è stata approvata in maniera frettolosa e senza la presenza del Presidente della Regione. Una finanziaria che c'era tutto il tempo per farla bene, ma invece è stata fatta in maniera frettolosa all'ultimo momento utile, con un grande assente che è il Presidente della Regione. Io non ricordo una finanziaria in cui il Presidente della Regione non si faceva neppure vedere in aula, probabilmente perché si è anche reso conto che
stava prendendo una piega poco edificante, tanti infatti gli articoli non condivisibili e che probabilmente per questo sono stati spostati su un disegno di legge autonomo, proprio perché probabilmente saranno anche impugnati dal governo nazionale. Si poteva fare bene perché all'inizio c'erano le risorse per dare delle risposte alla sanità pubblica e ai tanti comparti dell'isola che oggi soffrono. Abbiamo fatto di tutto per migliorare questa finanziaria, in parte ci siamo riusciti, abbiamo inserito fondi per il contrasto alla violenza di genere o misure anti-racket, piuttosto che norme che aiutano i comuni, i lavoratori, gli ASU. Però purtroppo sono rimaste anche tante norme di cui oggettivamente questo governo non può andare orgoglioso.